nuova You. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale di Super Alan. Oggi ragazzi ci siamo qui in Villa Napoli Creators per un nuovo video. Ah no, non uscite voi. Olè! Va bene ragazzi, non perdiamo tempo in chiacchiere perché oggi il Divin Visone si è superato. Perché sul suo canale porta Same But Different, un gioco molto semplice che non vi so spiegare, infatti sto palesemente leggendo. Allora signori, il gioco è molto semplice. All'inizio di ogni turno il giudice, ovvero io, pesca una carta easy e una carta hard divise in azzurra e rossa. La carta easy rappresenta una situazione normale, mentre sulle carte hard ci sono situazioni ambigue o NSFW. Non so che significa, però penso imbarazzanti, ok? In italiano. Si imposterà un timer di 90 secondi, dice il gioco, ma io dico 30 perché sono cattivo. Prima che scade il tempo i giocatori devono scrivere qualcosa che si può dire in entrambe le situazioni, ovviamente sulla carta che hanno loro, e poi mi daranno i fogliettini a me e io deciderò chi ha messo praticamente la parola migliore. Non ci capite niente. Allora un esempio, cosa che puoi dire sia chiesa e letto, ad esempio una parola che può accomunare è Ti Alla prego. fine amen. Perché tu da che stai da che so? Io direi Amen. un mamma mia. un mamma mia. Oh madre mia. Un mamma mia. Un mamma mia. Esatto. Quindi gioco molto semplice. Non perdiamo tempo in chiacchiere. Chi non l'ha capito non mi interessa. Andiamo avanti con le prime due situazioni. Non riesco a chiudere il tappo. Cioè, come cazzo si fa? Anzi, questo non fa parte del gioco. Signori, stiamo perdendo troppo tempo. Io sono il giudice, ascoltatemi. Qui ho due foglietti, uno rosso e uno azzurro. Quello semplice dice una cosa che puoi dire guardando un film horror, mentre la hard, puntini, è quando spiega a tuo figlio cos'è il sesso. Quindi devi trovare una parola che va bene sia da dire durante un film horror, sia da dire a tuo figlio quando gli spiegherai che cos'è il sesso. Ma può essere deve essere una parola o No, una frase. O una frase o una parola, va Ho bene. una frase, una parola. Tu non sai scrivere? Come scrivi? Te lo rito. Allora mi sturito. Signori, andiamo via al timer. No. Signorina non si copia, Sì. Ma non ho sentito. L'altra qual è? Horror e poi? Horror è una frase che dirai a tuo E figlio l'altro? quando gli spiegherai cos'è il sesso. 10 secondi! No, ma spiega, bro. Vabbè, usciamo una cosa a cazzo. No, Andrei, pensaci. Nemmeno tempo. 5 secondi! Pensa ad un film horror e pensa a quando a tuo figlio un giorno dirai figliolo, così ti ho fatto. Ci siamo! Allora iniziamo dalla mia sinistra alla mia destra per lo schermo. Stessa cosa. Andrea, che hai Vabbè, mi scritto? scuso, veramente, aiuto, ma... Ok, non ho scritto niente. Va bene, ci può stare, ci può stare. Prego. È una cosa spaventosa quando te lo troverai davanti. sta, è carino, dai. Io voterò quello più giusto, ma soprattutto, visto che è un video YouTube, quello più divertente. Prego. Aspetta, non guardare. Aspetta, non guardare. Molto bello. Primo posto al momento. Giovanni, È pieno di sangue. Limite. diciamo che se spiega a tuo figlio cos'è il sesso e dice pieno di sangue. Vabbè. Prego, signorina. Vabbè, il sangue è pure dell'amore, Ah, il pure. sangue. Ci sta. Signorina. Sei vicino alla morte. Dimmi, ne. Mamma mia. Antò? Secondo me io mi aspetto grandi cose da Antonio. Va infilato bene. Tipo può essere un coltello in un film horror. Va infilato bene. Oppure un preservativo. Va infilato bene, figliolo. Oppure Antonio. Però può essere pure un'altra cosa. Enzo? Perché ti giri di là? Ah, no, è di qua, scusate. Oddio! Perché? Come io cioè quello mi chiede. Come la Semplicemente di prima mano. volta io rispondo oddio! Così Enzo. Che cos'è il sesso? Allora ragazzi, prima di andare avanti vi dico quello che avrei scritto io, ovvero fa paura. Il primo punto va ad Antò. Vabbè, ci sta, ragazzi. Vai. State il più bravo, effettivamente. State veramente il più bravo. Si è impegnato. Allora, dovete dirmi una parola che puoi usare sia mentre ceni che e mentre perdi la verginità. Vai col timer. Già l'hai scritto. Io l'ho scritto, sono preparato oggi. Questo è il mio marchio. Cambiamo giro. bene. Sciale. Mirko F93. Non è! Spettacolo. Per me possiamo anche non andare avanti. Beh, non si può partire però così. Non è vero, non è vero. Antò? Buon appetito. Me Pesca. l'aspettavo più morbido. Ci può A cena stare, ci può può stare. Io ragazzi ho la stessa mente di Antonio. Buon appetito. Veramente? Eh sì, Antonio. Io sono curioso di sapere, Metti guarda te. Anna, tu cosa hai scritto? Sa di pesce. Raga! Oh, ne sa. Sì, infatti brava. Vabbè, però dai, non puoi applaudire subito. Però, ma come fai a non applaudire? Mamma mia, è durissimo.
Vabbè, diciamo che... Pure ci può stare. Pane raffermo. Io sono stato banale, però magari non lo so. Squisito, Ah, il punto esclamativo. fa la differenza. Enzo, è arrivato il momento di Andare fare un avanti, rebranding, evolversi. quindi Quasi. basta, è uno spettacolo. Questo punto va a Anna. Bravo, Anna. Meritatissima, ragazzi. Bravo, dai. Creativa. Come lo so? Anche cretina. Non dovete mai dire mai più è uno spettacolo. Perché Enzo? Mai più. Cosa Non succede? ho vinto. È uno spettacolo. Quindi Punto ad Anna, signori. Andiamo avanti con la terza domanda, la terza situazione, anzi. Easy, una cosa che puoi dire quando sei bloccato nel traffico. Non valgono bestemmie. guarda, siamo Hard, puntini, puntini, puntini. È quando becchi i tuoi genitori fare sesso. Era perfetta la bestemmia. Raga, io ce l'ho. 30 secondi, anzi 20. Una cosa che puoi dire quando stai in mezzo al traffico è quando vedi i tuoi genitori fare sesso. 5, 4, 3, 2, 1. Finito. Super Allan, dimmi la tua. a me una parolaccia però. Vabbè, normale, fa. Va bene, dai. Ma che faccio? Ma in tutti i casi. Ah, proprio quella di tuo padre, intendi? Andiamo avanti con Anna. Me lo aspettavo più lungo, papà. Diciamo Anna, comunque. Anche il traffico se lo può aspettare sì, più lungo. infatti. Effettivamente. Però posso dire, molto brava lei. Molto creativa. Molto brava. Rebecca, Ci vuole ancora tanto. immagino una situazione che lo dice ai tuoi genitori, capito? Ma io quando Ci sta. Vabbè, dai, padre. Prego, Nunzia. Siamo bloccati. Siamo bloccati. Poco inventiva. Antò? Non si muove. Andrea? Si va a merda. Volevo metterla al plurale, però poi ho Semplicemente pensato. Si te una merda, non era bello. Ci sta. torna- Enzo, non hai capito ancora, questa non le cavo. Tutte le direzioni, tranne quella giusta. Scusa, non ti ho visto. Va bene. Il traffico, non l'ho visto. Vabbè, No, vabbè. magari un incidente. Bello, capito? Va bene, va bene. Ok, scrivete qui sotto voi che pensate. Per me questo punto se lo aggiudica. Purtroppo io devo vedere anche una cosa che ha senso in entrambe le situazioni. Quindi Anna va a 2 per Bravo, me. Anna. Grande Anna Anna. Pepe. E ditemi chi doveva vincere per voi questa mancia. Andiamo avanti, quarta domanda. Una cosa che puoi dire dal dottore, la parte easy, la parte hard invece dalla ginecologa / urologo per i maschi. No. Guardami. Oh, ma stanno a 6.000 cari. Questo punto va a Fius, ragazzi. Bravo, attendete. Magari morto. Una cosa che puoi dire a un cameriere, la parte easy, la situazione hard è quando ti viene il ciclo per la prima volta. Per le femmine, per i maschi, quando lei ha il ciclo per la prima volta. Cioè, quando lei ha il ciclo che capisci, dai. Crea, che è successo? Guarda. Vai, ce l'ho. Allora, iniziamo da Armocio. Il pesce del Mar Rosso, signori. C'è un Che cameriere. c'entra col cameriere? Voglio il pesce del Mar Rosso, signore. A Rubi. Da tenere, sta Andiamo tornando. Ci può stare, Nunzia. Dammene un'altra, per favore. Un'altra ragazza. Ah, ok. Ah, ci può stare. Ah, tu- Ci può stare, i Ogni gusti non sono. Anna, Ci può mi stare. aspetto tanta cosa. tanta Anna? cosa. Portamene un altro. Tipo di assorbente oppure di piatto. Ok, grazie per la spiegazione perché non riuscivo a capire la situazione hard. Giovanni? Cameriere, la carne è meglio al sangue. Ok, molto sensuale il fatto che chiami la tua ragazza cameriere, però andiamo avanti. Hai per caso un fazzolettino? Che sei? Champagne, signori. Antò? Oggi pasta al sugo? A me Se non mi vinco sa qua me ne ridere, vado. sì, sì. Se non vinco qua me ne vado. Se la bistecca al sangue, girala. Sì, Enzo, quindi dal culo. Posso dirvi una cosa, signori? Questo punto, ovviamente. O non è? Va Enzo, Bravo, perché è Enzo, uno spettacolo. bravo, Lo Enzo. sapevo, anche se comunque ci somiglia alla mia. Bellissimo. Però l'ha scritta meglio, l'ha scritta. No, tu hai sbagliato a scrivere cameriere, se no vincevi No, tu. io non l'ho scritto cameriere, io l'ho scritto a roba, l'ho scritto. Una cosa che puoi dire ad un disinfestatore è mentre limoni con una persona a caso. Questo è proprio complicato. Io ce l'ho uno. Possiamo, Enzo, dimmi la tua. Che puzza. Non ci credo. Quello c'ha la mia stessa Ci può testa. stare. Antò? Meglio chiuderla. Ci sta. Sia tappare un buco per eventuali scarafaggi che chiudere la situazione. Prego. Guadini l'aspira tutto. Quello è quando uno Carina. bacia.
Giovanni. Che merda. Avevi scritto che puzza. No, il gioco è mio. Decido io. Sì, Enzo. Anna. Torna domani. Per me no. Tu non decidi un cazzo. Che? Io penso che c'è. Ah, già. Sì. Ci sta, A Andrea? me quasi simile, però vabbè. Guarda, fieta, è la stessa cosa. Quasi sì, Si sentiva un grande, qua, ragazzi. No, io è in modo più simpatico. questa l'ho fatta bene. Allora, ragazzi, per me la vittoria è palesemente di Antonio, perché è una cosa che puoi dire in entrambe le situazioni. Beh, Meglio bravo, chiuderla Antonio. con A me il meritava bacio. Rebecca, invece. È meglio chiuderla non era male. eventuale buca. Non era male. Allora, signori, questo è molto divertente. Qua dovete farci divertire, ok? Vai. Una cosa che puoi dire dal dentista e puoi dire anche mentre ci provi con qualcuno. Ci può stare, potete farci divertire qui. Mentre ci provi con qualcuno. Qualcuno. Mi raccomando, evitiamo volgarate tipo non entra. Oh. Stai scrivendo? L'ha appena scritto. No. Comincio io, vai. Andrea? Posso uscire, ci può stare, ma non fa per niente ridere. Andiamo avanti. Posso? Però non soffocarmi. Ma quale non ti stava? Scusami, con l'acqua. Ci sta. Vabbè, scusate, Anna? Ma direttore. tu da dove vai? Scusa. Io da Mariano Ti Tia. avviso. Il no, migliore, la raga, parola sulla fa- piazza. Zia Mariano. Applausi. Vai. Giovanni? Io ho scritto aspirami tutto. Scusa, da che dentista vai, vedi? Mariano Tia, Sant'Antimo, via Austria 6. Rebecca? Ecco un po' di umorismo. Quando è il prossimo appuntamento? Banale, dite voi. Qui pulsa troppo. Tipo il dente oppure che c'ha il barzotto, capito? Enzo? Io l'ho fatto al contrario, però non sapevo che scrivere. Che bei denti bianchi hai. Ma questo è sciale, vai, via. Semplicemente. Spettacolo. Allora sono indeciso se dare il voto a Sciale o a Rebecca, che è la cosa più sensata. Non ha fatto ridere, però. Quindi il fatto punto va a Enzo! No. Lo sape- Godo! Semplicemente perché ho specificato fateci ridere. Però la tua era perfetta. Signori, situazione easy. Una cosa che puoi dire mentre ordini al McDonald's è quando ti svegli accanto a quello, quella che doveva essere solo una botta e via. Ce l'ho. Simo, questa ti faccio ridere. Allora ti tengo per ultimo, Andrea. 5, 4, 3, 2, 1. Sciale! Usciare c'è Franca, poi cuciniamo fino a quando non teniamo più fame. Rispiamo di nuovo. Ci sta, A me stai dicendo? Sì, si può. Dici la verità. No, però non vale. Anto? Io non ho scritto per protesta. No, Anto, non si vende dal McDonald's. Sono contro il McDonald's. No, Anto, Ma no, quanti Anto, 600 Anto, no. video? No, Anto, abbiamo fatto. No, Anto. Anto, Ci precludi comunque. Non è vero, Un sono po' a di favore, sponsor. però non voglio, capito? Mac, non vi preoccupate, Anto non conta niente nell'azienda Fuse Gamer. Se volete sponsor. L'offerta è valida fino a domani. Oh, Riprendo punti. difficile da superare, Mi Giovanni. riscatto. allora a me è molto banale, però è una frase che effettivamente puoi usare sia quando vai al Mac E va. Fai che non l'hai fatto uguale, bro. e sia Vai. No, per bro. abbandonare a una che non la volevi. Ok. Ciao! Che merda. No, io la vinco questa. Sì, Io Andrea. la vinco questa. Aspetta che c'è Anna, la minchia manna. Quanto ti devo? Vabbè, quasi non ti intende anche un'altra cosa. Nunzia. Mi fai assaggiare la salsa? Ero spettacolo. Bella, 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 bella. Applausi signori, applausi, dai. Andrea, mi hai detto che questo sei Vado a convinto. Occhio al mostro. Vado al Mac e poi mi scende quel lato vicino lì. Raga, ocio. Ah, costa così poco. Dai, io. Le risate dove sono? Lo sai. Mettete Lo le sai. risate sotto È il più geniale, lo sai. È geniale. Signori, l'ultimo punto, che non l'ho detto per fare un po' più di fuoco. Questo punto vale 5 punti. Quindi come chi fa punto vince il gioco. Tanto tu non hai partecipato. Santo. Anto, Il vincitore del giochino, che non mi ricordo il nome, same but different, è o non è uno spettacolo, è quello sempre. È Rebecca, perché questa è troppo geniale come risposta. Che plot twist, ragazzi. Andrea, vieni molto qua. brava, dai. Andrea, vieni qua. Andrea, vieni qua. Ragazzi, non me lo dimenticate, gli ultimi arriveranno prima o poi. E quindi signori, se vi è piaciuto il video di questo giochino lasciate un bel mi piace. Se volete altri giochi da tavola portati su YouTube scrivetelo qui sotto nei commenti. Lasciate un bel mi piace, un bel commento. Noi ci vediamo in un prossimo video. E you. Ciao!